Le prime situazioni critiche si sono verificate intorno alle 18 lungo la spiaggia iesolana. È intervenuta la polizia e tutto sembrava tornato alla normalità, fino a quando in piazza Mazzini, poco prima delle 2:30, è scoppiato il finimondo. Nella zona della Movida il clima di festa e allegria si è trasformato in una maxi rissa. Pugni, calci e spintoni, ragazzi che sono scappati, altri che hanno assistito allibiti. E poi a terra un ragazzo che non si muoveva, incosciente. Fortunatamente poi risultato non in pericolo di vita. Sono scattati i soccorsi, il sabato notte iesolano si è fermato. Il silenzio dopo la rissa è stato squarciato dalle sirene della polizia e delle ambulanze del SUAM. E sui social sono stati postati i primi filmati. Il sindaco Valerio Zoggia ha annunciato la firma di un'ordinanza chiara. Farò un'ordinanza che a una certa ora, adesso devo vedere l'anno scorso da che ora era, per vedere se è il caso anche di anticipare, in cui non si può più consumare alcol, soprattutto nelle zone dove c'è la movida, e non utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro se non all'interno dei locali, là ci sono i controlli. Intanto in questura, attraverso i filmati, stanno identificando i giovani coinvolti nella rissa. Martedì prossimo ci sarà sicuramente un vertice con il questore per trovare delle soluzioni. Così, dice il sindaco, non possiamo andare avanti. Non solo, ma una volta identificati i ragazzi. Sicuramente chiederemo i danni perché hanno rotto anche qualche bidone di immondizie, panchine, eccetera. E dopo saranno perseguiti in base alla legge per quelli che sono i reati di disturbo alla quiete pubblica, lesioni, perché c'è qualche ragazzo purtroppo che non sono gravi perché è andato a pronto soccorso e quindi siamo tutti quanti qua che stiamo cercando di far partire una stagione già difficile per quello che abbiamo subito tutti quanti. C'è gente che ha voglia di stare fuori, per fortuna, di divertirsi, di gustarsi un po' l'estate, e ci sono 4 deficienti che vengono qua a rovinare tutto quanto.